In tutta Europa la raccolta differenziata segue dei canoni comuni che passano attraverso i colori di contenitori, bidoni e bidoncini e campane per il conferimento dei rifiuti. Un codice al quale progressivamente tutti i territori si devono adeguare ed è ETRA, la multi-utilities a proprietà pubblica che riunisce e serve moltissimi comuni tra Padova, Vicenza e Treviso, a scegliere tra le prime di cambiare progressivamente, mano a mano che si deterioreranno o andranno in sostituzione, i colori dei contenitori. Un processo che durerà qualche anno. Nel frattempo la raccolta proseguirà come sempre anche con i vecchi bidoni. I nuovi avranno questi colori: verde per il vetro, giallo per plastica e metalli, blu per la carta, beige per verde e ramaglie, marrone per l'umido e infine grigio per il secco residuo. Partiremo con gradualità, con calma. I cittadini che hanno i loro bidoni sani li possono continuare a utilizzarli, sostituiremo quelli che si rompono nel frattempo e daremo quelli nuovi ai nuovi residenti. Quindi è un'operazione che va avanti nel tempo, però insomma con l'adeguamento ci sarà. Un ulteriore passo importante è il nuovo alfabeto cromatico che ci permetterà di adeguarci alle normative europee e quindi di far sì che i nostri cittadini che si recheranno all'estero sapranno riconoscere immediatamente i bidoni da utilizzare per la differenziata e naturalmente viceversa gli stranieri che verranno ospitati nel nostro paese potranno a loro volta riconoscerli. Sicuramente un adeguamento importante che richiede un grande impegno per il nostro gestore ETRA che noi sindaci abbiamo assecondato chiaramente in maniera molto propositiva, che sarà graduale, con nessun impatto dal punto di vista operativo per i cittadini che nulla dovranno fare se non continuare a conferire i rifiuti secondo i colori nuovi qualora fossero sostituiti i bidoni o secondo i colori attualmente esistenti. Quindi sicuramente abbiamo secondato delle normative europee ma abbiamo fatto un passo in avanti e abbiamo migliorato il servizio. Noi avevamo calcolato che la sostituzione di tutti quanti i bidoncini che diamo ai nostri cittadini avrebbe comportato una spesa di 10 milioni, un conto è farlo nell'arco di qualche anno, un conto è farlo tutto in un anno. L'impatto sarebbe stato devastante per le bollette. Nessun costo aggiuntivo per i cittadini, anzi un ulteriore miglioramento anche perché i bidoni saranno attrezzati anche di immagine e di dicitura, quindi saranno facilitati nel conferimento. Cambiano i colori ma non cambiano i rifiuti raccolti, lo slogan della campagna informativa perché ogni cosa continui ad andare al suo posto. È ovvio che noi dobbiamo puntare all'84% della raccolta differenziata, adesso siamo al 76,5% e quindi il problema dei colori è per aiutare i cittadini a differenziare meglio. Quello che auspico attraverso queste nuove azioni è anche proprio di aumentare quella che è la cultura e la sensibilità ambientale. Ce n'è sempre troppo poca, nonostante ci siano i corsi dei nostri ragazzi a scuola, ci sia da parte nostra sindaci un'attività di comunicazione importante, ma per noi rimane il grande dilemma anche dell'abbandono dei rifiuti, che non riusciamo a comprendere se si tratta di un problema legato alla mancanza di cultura, perché normalmente i nostri cittadini hanno tutte le utenze attivate, quindi non si spiega questo fenomeno che va contrastato anche con una buona educazione, una buona cultura e speriamo che questo sia utile a raggiungere anche questo risultato. Sull'altopiano di Asiago la sostituzione delle campane per la raccolta differenziata è già partita anche con speciali sensori di cui sono dotati i contenitori per avvertire la centrale nel caso siano pieni e far partire così la raccolta senza sprechi. Una politica di contenimento delle spese che alla lunga incide anche sulle bollette. Noi stiamo lavorando come azienda per contenere i costi il più possibile in maniera tale da non dare motivo perché possono essere aumentate le bollette. Certo che comunque il costo dell'energia elettrica lo stiamo sostenendo anche noi, il maggior costo dell'energia elettrica e delle energie lo stiamo sostenendo anche noi, come stiamo sostenendo i maggiori costi dovuti all'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'inflazione. Come sindaco sono sempre preoccupata dei problemi dei miei cittadini rispetto anche a queste questioni. Purtroppo abbiamo affrontato un periodo difficilissimo dai costi dell'energia, del gas e naturalmente l'aumento generale. Come Presidente del bacino garantisco che sia stato fatto un grandissimo lavoro per il contenimento e ricordo che il costo del nostro gestore ETRA è il più basso non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale.